Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Catania ha origini dolose, il rogo che ha distrutto un bar sul lungomare. L'incendio ha danneggiato parte della palazzina soprastante, colpito dalle fiamme il titolare, ancora ricoverato in gravi condizioni. Un coltello per minacciare la ventenne già vittima dello stupro di gruppo a Palermo e la denuncia della giovane Asia contro un ragazzo che aveva indicato come autore di una tentata violenza subita in passato. Trasferito dal carcere di Palermo a quello di Enna, Giovanni Barreca, accusato della strage di Altavilla Milicia, l'uomo in perenne delirio mistico, avrebbe voluto compiere un esorcismo anche su un detenuto. Il ponte sullo Stretto, da domani la pubblicazione degli avvisi sulle procedure per gli espropri. Possibili entro 60 giorni le contestazioni, pronto a sit-in di protesta il comitato che dice no all'infrastruttura. Raffaele Stancanelli passa alla Lega, lo storico esponente della destra siciliana lascia Fratelli d'Italia e si candida tra le fila del partito di Salvini. Molta frutta e verdura, pochi grassi e tanto sport, i consigli del nutrizionista dopo le abbuffate di Pasqua per Giorgio Calabrese, da evitare le diete fai da te. Calcio fa traboccare il vaso, la sconfitta del Palermo a Pisa, Corini verso l'esonero, mentre in pole per la sua successione c'è Fabio Grosso. Ancora ben trovati, è di natura dolosa l'incendio divampato in un noto bar sul lungomare di Catania che ha causato il ferimento del titolare. I vigili del fuoco, dopo gli accertamenti, hanno inviato l'informativa di reato in procura, gravi le condizioni del proprietario del locale ancora in rianimazione. Ma sentiamo Emanuela Corsi. È di natura dolosa l'incendio divampato nel bar Cioccolato Caffè sul lungomare di Ognina a Catania. È quanto emerge dalla relazione del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco arrivato da Palermo e dal personale della polizia scientifica impegnati sul posto per gli accertamenti. Nel rogo è rimasto ferito il proprietario, pare per l'esplosione di una bombola di gas. L'uomo, un 41enne, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, con ustioni al volto, alle braccia e alle gambe. Le sue condizioni restano gravi. Quelle che sono invece la compromissione importante è che il soggetto ha ispirato fumi caldi e non sappiamo se anche sono tossici, per cui è stato intubato ed è stato trasferito in rianimazione sperando che i problemi polmonari si risolvano presto e quindi noi possiamo continuare la nostra opera di guarigione delle ustioni. Le fiamme sono divampate all'alba, attorno alle 5:30, distruggendo il locale e danneggiando parte di questo palazzo in fase di ristrutturazione che è stato evacuato. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. Il bar era chiuso da diversi mesi, resta da capire perché il proprietario si trovasse lì soprattutto a quell'ora. Nei mesi scorsi pare che una bottiglietta incendiaria sia stata lasciata davanti al locale, circostanza che lascia aperti numerosi interrogativi. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura di Catania. E non c'è pace per Asia Vitale, la giovanissima vittima dello stupro di gruppo del luglio dello scorso anno al Foro Italico di Palermo. Tornata in città dopo essere stata in comunità protetta, la ventenne ha rivissuto un incubo, quello di una minaccia con un coltello. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Manlio Viola. Una notte di terrore finita, per fortuna, in una caserma dei carabinieri. Sequestrata e malmenata per indurla a ritirare una denuncia di stupro contro un altro giovane, oltre i 7 ragazzi dello scorso anno, uno dei quali, il minorenne, già condannato in abbreviato. È successo in piazza Ballarò ad Asia Vitale, la vittima ventenne dello stupro di gruppo del Foro Italico dell'anno scorso. La ragazza era insieme al fidanzato e ad altre persone. È passata da poco la mezzanotte e vede arrivare un'auto con a bordo un ragazzo che conosce. Ne ha fatto il nome durante le sue deposizioni proprio sugli abusi del Foro Italico, raccontando che da lui era stata abusata però in precedenza. Lei non lo ha denunciato, ma la procura ha aperto un fascicolo d'ufficio su un altro episodio di violenza ai danni della stessa Asia. Una vicenda avvenuta fra maggio e giugno, quindi prima dello stupro di luglio del Foro Italico, della quale ha fornito dettagli agli inquirenti, luoghi, tempi e nome del giovane. Il ragazzo è con la madre, si ferma e insieme prelevano Asia con lo scopo di indurla a ritrattare. Mentre il fidanzato corre alla caserma dei carabinieri per raccontare
capire cosa sta accadendo si fa luna di notte e in caserma arrivano poco dopo anche la stessa Asia insieme al giovane indagato per violenza sessuale e alla madre. Lo scopo di tutto questo era indurre Asia a smentirsi davanti ai militari, invece sull'episodio di ieri sera i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi hanno aperto un'altra inchiesta. Madre e figlio sono stati trattenuti per ore in caserma e sentiti sulla base di quanto hanno detto Asia e prima ancora il suo fidanzato. Al termine di tutti gli accertamenti, madre e figlio sono stati denunciati per sequestro di persona e minacce nei confronti di Asia Vitale, mentre la ragazza, per decisione della procura, tornerà ad essere ospitata in una comunità protetta a tempo indeterminato. E adesso alla strage familiare di Altavilla Milicia è stato trasferito dal carcere di Palermo a quello di Enna Giovanni Barreca, tra gli autori della strage appunto familiare. Preso da un costante delirio mistico, avrebbe voluto compiere un esorcismo anche su un detenuto. Sentiamo Simona Mazzone. Da venerdì scorso si trova nel carcere di Enna Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso insieme alla figlia di 17 anni e ad una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, durante un esorcismo, la moglie e i figli di 16 e 5 anni ad Altavilla Milicia. Prelevato in serata in tutta fretta dalla sua cella nella casa circondariale Pagliarelli per garantirgli un controllo e un'assistenza migliori, la motivazione ufficiale. Nemmeno il suo avvocato Giancarlo Barracato era stato messo a conoscenza del trasferimento, tanto che il legale ha subito presentato un'istanza per riportare il proprio assistito a Palermo. A Enna, spiega l'avvocato, non ci sarebbero gli stessi supporti psicologici del Pagliarelli e la distanza dal capoluogo metterebbe in difficoltà il legale stesso, che deve più volte incontrare Barreca con i suoi consulenti per predisporre la perizia di parte. Uno spostamento deciso per la sicurezza stessa di Barreca, in quanto già subito dopo la strage sarebbe piombato in una sorta di delirio mistico, percependo la presenza del male ovunque, persino in cella tra i detenuti. Sentendo lamentarsi uno di loro, ha tentato di compiere un esorcismo per liberarlo dal demonio, un episodio che avrebbe sollevato parecchi malumori tra le sbarre, con il conseguente pericolo per la sua stessa incolumità. Da qui la decisione di trasferirlo in altra sede. La procura di Agrigento conferma l'incendio all'ospedale di Ribera è stato proprio procurato dalla sigaretta accesa da un paziente, poi peraltro deceduto. Oggi il sopralluogo dell'ASP, Davide Sarto. Il sopralluogo del commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento Giuseppe Capodieci al reparto medicina dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera traccia l'avvio delle attività di recupero dell'agibilità della struttura, sia in ambito prettamente strutturale che di attrezzature mediche e arredi. L'azienda sanitaria sovrintende al preventivo di spesa necessario a sostenere le operazioni per restituire agli utenti l'area dell'ospedale adesso non praticabile a seguito dell'incendio che la sera di venerdì scorso ha provocato la morte di un paziente romeno e la devastazione del reparto. Insieme a Capodieci anche amministratori e deputati del comprensorio. Purtroppo quello che è successo, siamo qui per cercare di capire anche dal punto di vista nostro interno organizzativo, c'è la magistratura e i vigili del fuoco che hanno fatto tutti gli accertamenti, ma anche noi abbiamo il dovere di capire dal punto di vista proprio di quelle che sono state gli atti che ognuno di noi ha compiuto, se sono stati in linea con quello che è l'organizzazione e soprattutto con una assistenza sanitaria quanto più efficace possibile. Nel frattempo, all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera lavora il NIAT, il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco. Il suo compito è ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Il romeno di 53 anni, morto, si sarebbe tolta la mascherina per l'ossigeno e avrebbe acceso una sigaretta. La scintilla che ha scatenato il fuoco e causato la sua morte carbonizzato. Al via la procedura per gli espropri per il Ponte Sullo Stretto. Domani sarà infatti pubblicato sui quotidiani nazionali e locali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento. Gli espropriandi avranno 60 giorni di tempo per le contestazioni, ma la rete No Ponte si dichiara già pronta ad azioni legali e presidi. Emanuela Corsi.
Il progetto del ponte di Messina compie un nuovo passo avanti con l'avvio della procedura per gli espropri. Domani sui quotidiani nazionali e locali di Sicilia e Calabria sarà pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per il vincolo di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. A renderlo noto è la Stretto di Messina. La società fa sapere inoltre che gli espropriandi avranno 60 giorni di tempo a partire dal prossimo 8 aprile per contestare o richiedere l'assistenza di personale tecnico. Inoltre verranno aperti sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni per fornire il supporto necessario per l'analisi della documentazione. Duro il commento del comitato messinese invece del ponte, che tramite una nota replica uno sportello informativo aperto un paio d'ore al giorno per 3 giorni alla settimana, con un appuntamento da concordare telefonando a Roma, è il massimo che Ciucci concede alle famiglie che temono per il loro futuro. L'iter burocratico per l'avvio dei lavori è ai nastri di partenza. Il prossimo 16 aprile è stata indetta al MIT la conferenza dei servizi istruttoria. Si tratta del primo passo operativo con l'obiettivo di arrivare entro giugno all'ok del comitato, come dichiarato dall'amministratore delegato della Stretto di Messina Ciucci, e avviare i primi cantieri in estate per i quali lo Stato ha messo in conto una spesa pari a 13 miliardi e mezzo di euro. E dopo l'appello del sindaco di Catania Trantino al governo, il decreto per l'assunzione di 100 vigili urbani al comune è stato firmato. I nuovi agenti andranno a colmare un vuoto in pianta organica che attualmente ne vede in servizio il 30% in meno il servizio. Annunciato durante il Focus, appuntamento con il sindaco dallo stesso Trantino, adesso l'arrivo di 100 vigili urbani a Catania è realtà. Il governo nazionale, sollecitato dal primo cittadino, ha firmato il decreto con cui si autorizza l'ente etneo ad assumerli a tempo indeterminato mediante concorso. A questi si aggiungono altri 80 agenti che verranno assunti con fondi comunali. 100 vigili urbani, oltre gli 80 previsti con le somme delle casse comunali, oltre ai 46 che abbiamo a tempo determinato, chiaramente rinvengono un settore dell'amministrazione che per noi è prioritario. Un passo importante in una città che vive in evidente emergenza, ma non basta. A Catania la polizia locale attualmente è carente rispetto alla pianta organica, con meno del 30% di vigili urbani in servizio. In pianta organica sono previsti 800 vigili urbani, in questo momento ne abbiamo 200 più i 46 a tempo determinato, che speriamo di mettere a tempo determinato invece anche la metà, di cui i 200 ricordo a me stesso che sono 100 inabili all'attività esterna, quindi questa boccata di ossigeno rappresenta chiaramente un punto vitale per l'amministrazione, anche per sopperire a quelle criticità della viabilità, dell'abusivismo edilizio che i cittadini ci chiedono ogni giorno. Entro l'anno i nuovi agenti di polizia municipale saranno in servizio a tempo indeterminato con gli oneri finanziari a carico dello Stato per i primi 2 anni. Ai concorsi per le assunzioni provvederà il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Commissione RIPAM attraverso selezioni pubbliche. L'eurodeputato uscente Raffaele Stancanelli, esponente storico della destra siciliana, non ricandidato da Fratelli d'Italia, è pronto a una nuova sfida in casa Lega dopo le parole di apprezzamento del ministro Salvini. Sentiamo Maglio Viola. Troppa folla di aspiranti candidati per una elezione che porterà a Bruxelles al massimo 7-8 deputati fra siciliani e sardi, ma forse anche meno. C'è fermento nei partiti in vista delle elezioni europee di giugno, ma non c'è ancora traccia concreta delle liste e soprattutto dei nomi che ci saranno dentro. Unico affollamento chiaro è quello che si sta delineando nella Lega, dove dopo la candidatura dell'eurodeputato uscente Annalisa Tardino e dopo lo stop all'accordo con il Movimento per l'Autonomia, approda anche un uomo della destra storica catanese, Raffaele Stancanelli. Convivono in me in questi giorni delle spinte emotive forti, quali il dovere e il piacere di continuare il lavoro intrapreso quale parlamentare, l'adesione profonda ai valori della destra politica a cui mi sono sempre ispirato e continuerò ad ispirarmi, il rispetto per tutti coloro i quali negli anni mi hanno apprezzato e sostenuto e che in questi giorni sto sentendo numerosi e vicini. La gratitudine al ministro Salvini per questo riconoscimento ai valori della destra e più modestamente al mio ruolo.
Che si trattasse di un assist era abbastanza evidente, ma che Stancanelli fosse stato critico in passato con la Lega nei suoi anni da autonomista di destra è cosa nota. Ma adesso è tutto cambiato e dunque Raffaele Stancanelli non sparirà dall'agone politico. Non mi resta a questo punto che rimettermi in gioco a testa alta e con entusiasmo per continuare nel lavoro che ho fatto in questi anni ed essere ancora utile agli interessi della Sicilia e dei siciliani, con il mio stile e le mie idee di sempre. Nella Lega adesso sembrano esserci più candidati forti che probabilmente posti disponibili per l'elezione. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per occuparci della giornata mondiale per l'autismo. A Catania le panchine si sono colorate di blu per sensibilizzare appunto le persone nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Le famiglie dicono appunto servono i centri diurni per gli adulti. Giusy Lazzara. Blu è il colore dell'autismo delle panchine che oggi a Catania, in piazza Lincoln, nel centro diurno Mario e Bruno De Luca, sono state inaugurate per richiamare l'attenzione su una patologia che colpisce sempre più bambini. Nella giornata mondiale dello spettro autistico non c'è solo la sensibilizzazione, ma la richiesta di inclusione e accoglienza per le persone e le famiglie. Ma abbiamo delle realtà di ragazzi a basso o a medio alto funzionamento che, finito il percorso scolastico, non sanno più dove impiegare e come impiegare il loro tempo. Noi familiari vorremmo che le attività passino anche dalle nostre proposte, perché noi sappiamo quello che serve per i nostri figli. E in assenza di centri di accoglienza, le famiglie hanno fatto rete con le associazioni Papa Giovanni XXIII, Un futuro per l'autismo, la cooperativa Un altro modo. Così, in questo centro diurno privato, nato pochi mesi fa, i loro ragazzi partecipano alle attività ricreative e percorsi di riabilitazione. Questi ragazzi non possono vivere solo di casa, di famiglia, devono avere una vita loro piena, anche perché i genitori non sono eterni e loro devono essere riconosciuti nel mondo come persone. E i genitori non sono soli. Una panchina blu per l'inclusione è stata voluta anche dalla CISL di Catania, dall'associazione Anteas e dal Comune. Ben 48 delle 96 stazioni della rete SIAS hanno stabilito nella giornata di Pasqua il nuovo record di temperatura massima mensile per il mese di marzo in Sicilia, ritoccando il precedente che risale al 2002. Il massimo valore è stato di 31,8 gradi ed è stato registrato a Torre Grotta in provincia di Messina. E veniamo adesso alla dieta dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Prima tanta cioccolata, tanti dolci, tanti cibi prelibati e adesso è il momento di dedicarsi a frutta, verdura, a tanto sport. A dirlo naturalmente i nutrizionisti, abbiamo sentito uno tra i più importanti, una tra le voci più importanti, il professore Calabrese. Sentiamo Francesco Aloi. Archiviate le feste, ora si fanno i conti con la bilancia. Come da copione, sulle tavole dei siciliani non sono mancate le grandi abbuffate. Abbiamo esagerato con uova di Pasqua, colombe, dolci, vari e tutto. Dobbiamo stare molto attenti perché questo nostro tipo di problema non è soltanto di dopo Pasqua, è quello che ci fa iniziare tutto un periodo ora primaverile estivo con il miglior tempo e nel contempo vogliamo fare la prova costume ma diventa difficile. Le temperature salgono di giorno in giorno. La bella stagione si avvicina e così c'è chi inizia a pesarsi più del dovuto. Per l'alimentazione la migliore dieta da seguire è quella mediterranea. Questo significa mettere pochi grassi, soprattutto saturi. I grassi quando dobbiamo metterli più di tipo vegetale come l'olio extravergine di oliva perché l'olio di semi non va bene e abbiamo sempre i buoni carboidrati, la pasta e il pane, ma certo non alla carbonara o alla matriciana ma con la salsa di pomodoro e un po' di caciocavallo grattugiato. Quindi mangiare molta frutta e verdura, dimezzare i grassi senza togliere i carboidrati, fare sport. Attenzione però, per perdere peso in sicurezza andate da uno specialista. Ancora una volta, gli esperti bocciano le diete fai da te prese dal web. Io me ne mangio. Ci fermiamo ancora, una pausa e poi torniamo con il calcio, con il Palermo che sta per salutare Corini.
rientrati in studio con il calcio. A Palermo si cambia. Eugenio Corini vicino all'esonero, al suo posto in pole si parla di Fabio Grosso. Marco Gullà. La sconfitta contro il Pisa ha sancito praticamente l'atto finale. Eugenio Corini ai saluti, manca solo l'annuncio ufficiale. Ma questa mattina, dopo la sconfitta di ieri all'Arena Garibaldi, l'allenatore ha diretto il suo ultimo allenamento a Palermo. Il Citigroup, dopo una notte di riflessione e call con i dirigenti rosanero, ha deciso quindi di cambiare. Corini non dà più determinate garanzie e allora in vista dei play-off urge un cambiamento. Ecco quindi che si propende per un cambio di guida tecnica, anche se sul sostituto ci sono ancora molti dubbi. Fabio Grosso resta in pole, ma l'ex allenatore di Frosinone e Lione non sarebbe propenso ad accettare una squadra in corsa. Si lavora ad oltranza, si cerca la quadra, i nomi che piacciono sono pure quelli di Gattuso, Giampaolo e Sottil. La squadra rosanero, dopo la sconfitta a Pisa per 4-3 al termine di una gara rocambolesca, è al momento al sesto posto in classifica con 49 punti, a 9 punti di distanza dal Como secondo. Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha ottenuto 4 sconfitte e una sola vittoria, allontanandosi dalla zona promozione. Numeri chiari, evidenti, il Palermo è in crisi e occorre una svolta. Questa volta sembra essersene reso conto anche il Citigroup, che nei mesi addietro, nonostante un rendimento altalenante, aveva sempre dato fiducia a Corini. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito e a tutti buona serata.